Si riprende oggi nelle scuole superiori la didattica di presenza, al via le prime classi e più avanti, secondo un calendario predisposto dalle autorità scolastiche, quelle delle classi superiori. In parte si continua quella cosiddetta DAT via internet, in parte quella di presenza. Dopo la ripresa delle attività la settimana scorsa delle scuole di infanzia, elementari e medie, oggi quella delle scuole superiori. Rigida in tutti gli istituti l'osservanza delle norme anti-Covid, il distanziamento tra gli alunni e l'uso delle mascherine. Riprende l'attività didattica in presenza, è molto importante perché la scuola non è soltanto conoscenze e competenze, ma è socializzazione, cooperare, affrontare le difficoltà insieme, e questo è un punto importante. La presenza ci consente di sviluppare anche queste competenze. Quali sono i programmi prioritari che andrete a fare con gli alunni? Recuperare un po' le attività che non siamo riusciti a svolgere a distanza, con la didattica a distanza, cercare di colmare lacune e ripartire sperando che tutto vada per il meglio. Le attività extracurriculari? Le attività extracurriculari stiamo riprendendo, in modo particolare i percorsi per le competenze trasversali che stiamo portando avanti online, stiamo cercando di svilupparli anche nel territorio. È importante perché questo tipo di attività si sviluppa nel fare, nella difficoltà concreta che incontrano i ragazzi. La didattica a distanza non si presta moltissimo per questo tipo di attività. Ecco, tutto questo non inficerà il normale svolgimento dell'anno scolastico? No, assolutamente. Se non ci fossero più soste sicuramente riusciremo a recuperare il tempo perduto. Comunque se lo affrontiamo tutti insieme questa situazione, rivedere i miei compagni dopo tantissimo tempo e non vederli tramite uno schermo è veramente emozionante. Anche lo stesso con i professori è diverso. Sì, è bello ritornare con tutti i nostri compagni a scuola. L'attività che si sta riprendendo sembra andare bene, i ragazzi sono soddisfatti di rientrare, e così serve a loro anche per socializzare, ma devono sempre stare attenti a prendere le precauzioni, sempre con le dovute precauzioni. Ragazzi, riprendere l'attività quanto è importante rispetto alla didattica online? È molto importante secondo me, anche perché stando a casa si perdono anche i rapporti di amicizia e non è tanto bello perché poi ognuno si chiude in se stesso, quindi secondo me è anche buono rientrare. Per me è lo stesso, perché è importante stare con quelle persone che staranno con noi per tantissimi anni, sempre con le precauzioni anti-Covid.